il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fa che sta crianza, ognuno ha da tenere chi sto pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con i fiori adorno in loculo marmori e si Vicenza. Stanno mi è capitata un'avventura dopo d'aver compiuto il triste omaggio, ma non si ci pensa che paura, ma poi facetto un'anima e coraggio. O fatte chi state mi a sentire, s'avvicinava allora la chiusura, io tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno, ardimentoso eroe di 1000 imprese, morto l'11 maggio del 31. Un stemma che corona in coppa a tutte, sotto una croce fatti lampadine, 3 mazze rose e una lista di lutte, cannella, cannalotte e si illumina. Proprio azzaccata tomba e stu signore, c'è stia una tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, lo segna solamente una lucella, e in coppa croce appena si diceva, Esposito Gennaro nel turbino, guardando che appena mi faceva, stu morto senza manco un lumina. Questa è la vita in capo a me pensava, chi ha avuto tanto e chi non aveva niente. Stu povero maronna s'aspettava, che pure alla tua non era paziente. Mentre fantasticavo stu pensiero, s'era già fatto quasi mezzanotte. E in manetto chiuso prigioniera, morte e paura innanzi cannolotte. Tutto ad un tratto che vega lontana, 2 ombre avvicinarsi a parte mia. Pensai stu fatto a me, ma pare strana, sto casciato, ormo e fantasia. Ah, che fantasia, ero marchese, con tuppa caramella e copa strana, chi la da presa io un brutto arnese, tutta fedendo con una scupa a mano. E chi l'è certamente Don Gennaro, un morto poveriello scupatore. In da sto fatto io non ci vedo chiaro, ma come sono morto e sanno dire una che storia. Potevano sta me quasi una palma, quando Marchese si ferma in botte. Sabato tomo e calmo calmo, ricetta Don Gennaro, giovanotto. Da voi vorrei sapere, vile carogna, con quale dire come avete usato di farvi seppellire per mia vergogna accanto a me, che sono un blasonato. La casta e bassi rispettata, ma voi perdeste il senso e la misura. La vostra salma andava sinuata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza puzzolente, fa troppo quindi che cerchiate un fosso tra i vostri pari, tra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia, io non mi avessi fatto questo torto, mia moglie è stata a fare sta fassaria, io che poteva fare si era morta. Si fosse viva vi farei contento, piglia sta casciolella che qua addosso, e proprio mo vi rinda sto momento, ma ne trasesse rinda nata fossa. E cosa aspetti, o turpe mal creato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. E già, fammi vedere. Figlio di sta violenza, la verità Marché mi sono scucciata e ti sentì e si perde la pazienza. E beh, io mi scordo che sono morta e sono ammazzata, ma chi ti crede essere un Dio che a tinto può capire che si mi va
morto sei tu e morto so pure io, ognuno con manata e tale quale. Pulito porco, come ti permetti? Paragonarti a me che vi Natali, illustri, nobilissimi e perfetti, da fare invidia a principi reali. Tu qua Natale, Pasqua e Epifania, tu puoi mettere a capo in da cervella, che stai malata ancora in fantasia, a morte sai che è una livella. Un re, un magistrato, un grand'uomo, rasenne stu cancello ha fatto punto, che ha perso tutto, la vita è pure un uomo, tu non ti hai fatto ancora chi stu conto. Perciò stammi a sentire, non fuori stile, supportami vicino, che ti importa? Sti pagliacciate e fanno sulle vive, noi siamo seri, apparteniamo a morte. Buonasera a tutti gli amici sintonizzati questa sera in diretta, sabato 6 giugno, ore 19:21. Buonasera da Salvatore Alvino. Questa sera sarò da solo per questo viaggio, per questa trasmissione. Non c'è il mio compagno di viaggio Gaetano Donatellis, che è impegnato per una festa familiare, festa della nipotina che in settimana ha fatto il compleanno e oggi c'era la festa. Rinnovo i miei abbracci e i miei auguri alla nipotina di Gaetano. Andiamo subito a salutare i nostri amici dei gruppi Facebook. Allora, andiamo subito dal gruppo Facebook Donatellis La Famiglia. Buonasera. Andiamo a salutare gli amici del gruppo di Tutta la musica che hai nel cuore, ormai il gruppo che sta volando, ha superato quota 850 iscritti, è il gruppo più seguito, più gettonato. Andiamo a salutare tutti gli amici del gruppo Facebook Sceneggiate e Film Vari. Poi andiamo a salutare tutti gli amici del gruppo dei balli di gruppo, buonasera a tutti voi. Poi andiamo a salutare gli amici del gruppo Facebook La Municipalità di Soccavo, capitanato da Giuseppe Puglisi, buonasera a tutti. Andiamo a salutare poi gli amici del gruppo Facebook della Roberto Bracco Via Tevere. Poi andiamo con i saluti di gruppo, dei gruppi WhatsApp. Vado a salutare sempre, come faccio ogni pomeriggio, gli amici delle trasferte del Napoli di Maurizio Palumbo, una buona serata a tutti, e gli amici del gruppo WhatsApp Noi e i nostri phone. Dopo aver fatto un saluto a tutti i gruppi in generale, vado a fare dei saluti a me molto cari. Vado a salutare mia sorella, la più grande, poi dopo saluto anche la più piccolina, mia cugina Simona Esposito, che ci ascolta dal Vomero, alla mamma Rosetta, zia Rosetta, al mio amico, carissimo amico mio Antonio, che voglio tanto bene, con un forte abbraccio, e alla peste Guadalupe. C'ho una nipote, dovete sapere tutti che c'ho una nipote che non mi dà mai baci, mi dà sempre i pizzicotti e mi urla sempre, però la voglio bene lo stesso. Un saluto a Franco, che anche lui ci sta ascoltando da casa, un abbraccio a tutti, e saluto anche mia sorella Luana, la sorella originale, la più piccolina, con un forte abbraccio, la voglio bene. Allora, oggi pomeriggio dedicato alla nostra amata terra. Praticamente oggi con una chiacchiera, con un saluto, su un messaggio anche al nostro numero WhatsApp, che vado a ricordare, il 329 1184700, per chi vuole intervenire in diretta per un saluto, una dedica live per qualche canzone, oppure
mandare un vocale sul luogo della città di Napoli che a lui è più caro, che ha dei ricordi indelebili. Oggi è una trasmissione dedicata alla nostra città, una passeggiata per Napoli. Io l'ho intitolata Una camminata per Napoli. Proprio oggi pomeriggio ho preso mia figlia, sono rimasto in tema. Oggi erano le 4, ho preso il motorino, sono partito da Giuliano e l'ho portata camminando per tutta Napoli. Ci siamo fatti Secondigliano, Capodichino, Museo, Arenella, Piazza degli Artisti e poi sono ritornato indietro perché poi avevo l'appuntamento quotidiano del 19:15 per la diretta web radio. Un altro saluto voglio fare agli amici che ci ascoltano da Catania, l'amico fraterno di infanzia Maurizio Federico, a tutti i suoi amici di Catania, Nino Chisari, Ivano Serra, Ettore Muzio, Peppe Sapienza, un abbraccio a tutti. Andiamo subito ad ascoltare il primo brano in programma. Dopo aver ascoltato dalla mitica voce di Gigi D'Alessio un brano inedito cantato solo a Made in Sud, non l'ha mai cantato, diciamo, non è che sta su un disco, il brano che abbiamo ascoltato prima, La Livella, l'ha fatto in esclusiva in diretta al programma di Made in Sud. È un brano che mi fa venire i brividi ogni volta che lo sento, specialmente sulla frase finale: noi siamo serie, a parte nimma morto. Una frase per me molto cara, perché è una frase bellissima. Per me questa frase è il senso della vita, me la sono un po' legata al dito come frase mia personale del senso della vita. Allora, prima di ascoltare il prossimo brano in programma, voglio ricordare a chiunque vuole riascoltare in qualsiasi momento della giornata, della serata, quando è disponibile, la trasmissione odierna o qualsiasi podcast delle trasmissioni precedenti che abbiamo effettuato. Ormai siamo quasi a 30 dirette, 30 trasmissioni caricate sul web. Può farlo mettendo su Facebook un grandissimo mi piace alla pagina Facebook ufficiale della nostra web radio, che si chiama Radio Napoli. Praticamente troverete più di una Radio Napoli. Ora, per farvi capire la nostra pagina della nostra official web radio, come immagine del profilo c'è un grande cuore rosso, all'interno disegnato il Golfo di Napoli a fianco con il logo della società sportiva Calcio Napoli, con una scritta buongiorno sotto. Appena vedete questa immagine del profilo, quella è la nostra pagina ufficiale Facebook. Lì quotidianamente vengono inseriti i link delle nostre dirette, dei nostri podcast, metteremo tutti gli avvisi degli appuntamenti quotidiani, degli orari, perché ci sono puntate che facciamo alle 18:30, puntate che facciamo alle 19:15, puntate che facciamo alle 19:30. Per esempio domani domenica facciamo l'appuntamento del talk sportivo settimanale di Salvatore Alvino con i suoi ospiti. Non ci rompete il calcio. Più tardi subito ci mettiamo al lavoro per organizzare quante più ospite possibile, così incominciamo a parlare anche della Serie A, del campionato che va a ripartire a breve. Ricordo anche che faremo le dirette del Napoli ogni qualvolta il Napoli sarà in campo. Incominciamo il 13 giugno, sabato 13 giugno, ore 20:45, saremo in diretta qui su Radio Napoli. Metteremo sempre i link in descrizione sulla mia pagina ufficiale di Facebook, sui vari gruppi, come ho già detto prima, metteremo sulla nostra pagina Facebook di Radio Napoli. Però se non mettete il pollicione, il mi piace, non vi esce la notifica qualvolta saremo in diretta. Ormai abbiamo superato anche quota 100, ci sono sempre gli ascolti che vanno in aumento, e il mio più grande ringraziamento va a voi che ogni pomeriggio ci ascoltate. Allora, andiamo ad ascoltare adesso il primo brano in programma di questo pomeriggio. Andiamo ad ascoltare A Città e Polucionella.
un'amica e stavolta per quartiere ando sola non sapere ma se vede tutto il resto e sarà nel finestra e capisci com'è bella la città e Bullecinella. Com'è bella la città e Bullecinella. Com'è bella la città e Bullecinella. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa diventa che non tiene una coscienza e non tiene una rispetto come fanno a figlia suona quando a sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando a sera rindolietta. Rindolietta, rindolietta, quando a sera rindolietta. Ah, ma tu porta a Margiolina, sembra che non tiene fretta, verso 5 da mattina quando il traffico permette, che hai permesso tutte cose, non perché ti nota ritta, ma perché sei sempre fatto e soltanto per ti spiegare. Per ti spiegare, per ti spiegare, è soltanto per ti spiegare. Per ti spiegare, per ti spiegare, è soltanto per ti spiegare. Ti dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo a scuola, a nessuno può fare niente, c'è su gamba caramella, come cosa e come bella la città e Bullecinella. Come dolce, come bella la città e Bullecinella. Come dolce, come bella la città e Bullecinella. Na 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 na. Com'è dolce, com'è bella la città e Bullecinella. Com'è dolce, com'è bella la città e Bullecinella. Io che sono musicante e mi sento fortunato, canto e sono e canto che sta bella serenata. E perché sono innamorato, perché forse ci sono nato, ma morire com'è bella la città e Bullecinella. 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 E abbiamo ascoltato subito il primo brano in programma, A città e Bullecinella, brano che immedesima proprio la napoletanità in persona. Arrivato già il primo saluto su WhatsApp è del mio amico di viaggio Gaetano, che ha mandato un saluto per tutti voi. Andiamo ad ascoltarlo. Buonasera a tutti, buonasera da Gaetano. Mi dispiace non essere potuto intervenire a questa trasmissione perché sono in lieta compagnia con i miei nipoti e i miei familiari. Ti saluto Salvatore e saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buonasera Gaetano, grazie a te che anche lontano da casa ci stai ascoltando tramite lo smartphone. Andiamo subito con delle informazioni riguardo alla nostra terra. Allora, Napoli è un comune italiano, e questo già lo sapevamo, di 954.244.000 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della regione Campania e della anonima città metropolitana. Fondata dai Cumani nell'VIII secolo a.C., fu tra le città più importanti della Magna Grecia e giocò un notevole ruolo commerciale, culturale e religioso nei confronti della popolazione Italia circostante.
Allora, questo lo sapevamo, Wikipedia, che il Napoli è una delle città più importanti del sud Italia, lo è sempre stato, è stata anche capitale del Regno delle Due Sicilie. Maledetto quel giorno che ci unirono all'Italia. Purtroppo a me non va giù questa cosa che siamo italiani, ma non fa niente. Allora, ieri in diretta insieme a Gaetano parlammo un po' della nostra città, della nostra un po' Madalena, un po' i luoghi che ci appartengono. Lui dichiarò ieri che il suo luogo era quello del centro storico, quello di San Biagio dei Librai, San Gregorio Armeno, perché lui è un appassionato di presepi, quindi quel luogo a lui è molto caro. Invece a me il luogo preferito è quella della collina di Posillipo, perché da lì si può ammirare in qualsiasi angolo di strada, via Orazio, via Posillipo, via Petrarca, via Manzoni anche dal lato che si affaccia su Fuorigrotta. È una zona a me che mi è sempre piaciuta. Poi anche se si trova su un punto della collina non la più alta, il punto più alto della città, perché è quella dei Camaldoli, ma a livello collinare è uno dei punti più alti dove si può ammirare a 360 gradi la nostra città. È anche facile di collegamenti, si può salire da Mergellina salendo via Posillipo, si può salire da Coroglio venendo da Pozzuoli, da Bagnoli la Pietra, da Cavalleggeri, si può venire da via Manzoni venendo dal Vomero. Diciamo è ben collegata e strutturata come posizione. Adesso andiamo subito ad ascoltare il prossimo brano in programma. Dalla voce di Gianni Fiorellino andiamo ad ascoltare E Guaglione e sta città. Gianni Fiorellino. Hanno scritto 1000 canzoni dedicate a sti guaglioni, tutte rose su giardini, cadono in questa città. E voglio dicere pure una cosa a chi rimane senza mese sposa, e mo si crede che non cambia più. Come so bello e guaglione Curcello, la sanità fino in coppe quartiere, e guaglione Margiolina, la nascetta marina, e guaglione cave monte che le tutta la città. Come sa guerra e guaglione candere, chi viene da c'è volesse a ruba, e perché non si muore tanto sta ci vanno amore e non la pensi più. Una femmina catalas, una dicenda c'è stanno stessi, e si pensa che non esiste, una cosa più bella che può sbagliare. Tiene una bella vita di sola, occhio più belle 1000 parole, e a 16 anni ti puoi sposare. Come so bello e guaglione Curcello, la sanità fino in coppe quartiere, e guaglione Margiolina, la nascetta marina, e guaglione cave monte che lì tutta città. Come sa guerra e guaglione candere, chi viene qua c'è volesse
E dalla mitica voce di Gianni Fiorellina abbiamo ascoltato il brano E Guaglione e sta città. Un'altra zona dopo quella, quella di cui vi ho parlato prima, la zona collinare di Posillipo, è quella che più mi piace come zona diciamo della nostra terra di Napoli. Però quella che sono più maggiormente legata a livello familiare è quella del Vomero, diciamo è la zona del Vomero, perché là ho i miei parenti del lato di mio padre, diciamo, dove sono cresciuto, dove sono nato. Poi dopo mi sono spostato a Soccavo, nel quartiere Soccavo, diciamo che è tra la zona collinare del Vomero e Fuorigrutta, dove ha le radici la famiglia Donatellis di Gaetano. Poi a 15-16 anni mi sono trasferito lì e ho vissuto lì poi tra Soccavo e Fuorigrutta. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma. Andiamo ad ascoltare dalla voce di Gigi Finizio una camminata a Margelline. Gigi Finizio. Mi uscitava una voce, pareva una musica, con gli occhi ancora assonnati, un suono incredibile. Non lascio dirla una scusa, do solo lo sguardo affamato. Tu stivi casi l'inverno più povero me. Una camminata a Margelline insieme a te, senza nemmeno 1000 lire per caffè. Dingo pacchetto solamente una di 3 e mi spartevo dingo la insieme a te. Una voglia pazza di te, crescevo insieme con te. Tu che mi capivi già, ma posto quale sarà? Una barcatella sotto in coppa stava là e d'indarera cominciava a te sfogliare, e mentre il mare s'allungava ci toccava, m'ha regalato tutto quella caserà. E questo suono, tu giuro, m'ha fatto riflettere che senza soldi un amore più bello può vivere. Solo una sera ti prego, vestimi già povera, e senza macchina verde portati con me. La camminata a Margelline insieme a te, senza nemmeno 1000 lire per caffè. Dingo pacchetto solamente una di 3 e mi spartevo di casa insieme a te. Una voglia pazza di te, crescevo insieme con te. Tu che mi capivi già, ma posto quale sarà? Gigi Finizio in una camminata a Margelline negli ultimi 2 mesi, quando abbiamo desiderato, ragazzi, tutti quanti, veramente una camminata a Margelline. In più voglio aggiungere, parlando di ormai di Margelline, che a livello personale, parlo sempre a livello mio personale, di piacere sia visivo che anche di passeggiata con la famiglia, preferivo Margelline degli anni 90, diciamo. Ricordo quando io con i miei genitori oppure con gli amici si andava a Margelline, notavi quando scendevi Posillipo, passando da Chalet Ciro fino ad arrivare poi
a Santa Lucia, che c'erano tantissimi chalet con i taralli caldi, c'erano chalet ogni 5 metri, era tutto più popolato, c'era lavoro, c'era tanta gente su quel lungomare. Anche adesso, attenzione, c'è gente, c'è passeggio, poi si è adeguata poi alla vita odierna, adesso c'è la pista ciclabile. Prima invece era la strada, con la macchina era a doppio senso, diciamo, si andava e veniva, si passava proprio per Santa Lucia a Piazza Vittoria. Adesso che c'è il blocco a Piazza Vittoria, prima si andava diritto, si girava per Santa Lucia, oppure si poteva andare per via Giadamone e passare la grotta, quella del lato di Piazza Vittoria dove sta il mattino. Prima invece con la macchina si poteva passeggiare fuori all'Hotel Vesuvio, fuori a Castel dell'Opo, si camminava tranquillamente. Preferivo realmente quel lungomare lì. Invece poi, se parliamo di desiderio personale, preferisco, diciamo, di togliere la scogliera, diciamo, questo è stato sempre un mio pallino, scrivere un giorno al sindaco quando sta in diretta a Radio Kiss Kiss il venerdì sera dalle 19 alle 20. Adesso che c'è il problema del Covid sta in diretta dalle 15 alle 16, però nell'ultimo periodo non riesco mai a prendere la linea, a contattarlo per dire la mia sul lungomare, perché lui dice datemi idee su quanto riguarda una ristrutturazione del lungomare. La mia idea e il mio consiglio personale era quello, è sempre stato un mio pallino, di togliere la scogliera, di mettere sabbia, sai, e di fare proprio un lungomare con la sabbia, mettere dei chioschetti, dare delle concessioni a dei privati per lettini, se sdraio, aprire altre strutture di bar, accettazione per i turisti. Nascerebbe più lavoro, più economia nel settore del commercio, sarebbe più popolata H24, tutta la zona, diciamo, della costiera del Golfo di Napoli. Sarebbe tutto diverso, però questo adesso rimane solo un pensiero di Salvatore, secondo me al momento vale veramente poco, però sì, lo diciamo. Adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano in programma per questo pomeriggio. Passeggiando per Maggiolina ci siamo a fare una camminata con Io, Mamma e Tu di Renato Carosone. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portarci una presa a te, invece a mono frate, una soro non pota, sola non stai una volta, a scimma sempre a tre, e mai promesso domani chi lo sa, vengo soltanto con mamma. Io mamma te tu, passeggiamo per Coleto, noi annanzi e mamma t'arreta, io mamma te tu, sempre appresso così pazza, che sta vena puro viaggi nozze, io a mocina ma balla, ci cercammo e ci squaglia, come un carabiniere che la vena ci afferra. Ma innamorata, sono rassegnata e non reagisco più. Io mamma te tu, io mamma te tu. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alzare, teneva l'occhio freva, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscire solo con te, non fine voce però trovai mamma, dalla bambina vi faccio accompagnare. E abbiamo ascoltato dalla voce di Carosone Io, Mamma e Tu. Siccome il tempo va veloce, vi voglio subito fare ascoltare il prossimo brano in programma dalla voce di Sergio Bruni, Palcoscenico.
una voce, una stesa, per maestra che vonna fa spesa, una carretta che tiene campagna, l'accompagna per tutta la città. Una sciassa con rosso e con giallo, s'appresenta che la musica balla, passarelle che stomma che avanza, botte scanza che folla si fa. Oddio, che strade di Napoli, che sono palcosceniche. Oddio, che gente in Napoli che stavano palcoscenico, so scene comiche, so scene tragiche, mentre si recita senti cantare Napoli, 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 acqua fresca chi sape. Quando vi che s'appare una festa, passo ruoto varri la canesta, come arriva una giorma straniera che si vede corrida, corrida. Carolina si scippa con rosa, che le insiste ma che sta gelosa, per un guappo che un canno di cuore, sti due sore soppone morire. Oddio, che strade di Napoli che sono palcosceniche. Oddio, che gente di Napoli che stavano palcosceniche. So scene comiche, so scene tragiche, mentre si recita senti cantare Napoli, 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 acqua fresca chi sape. Scene comiche, so scene tragiche, mentre si recita senti cantare Napoli, 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 e l'una chi ne fu, signa calata che hai di mano non ce la fa. A calate, signora calate, il mollone chi ne fu, che era un detto che diceva sempre la mia mitica nonna, un pezzo di me, un pezzo del mio cuore, nonna Teresa, che sta sempre qui al mio fianco, notte e giorno, diceva sempre il mollone chi ne fu. Adesso è arrivato un momento a me molto caro, perché veramente siete in tanti che mi scrivete in privato per farmi i complimenti, ma adesso c'è un saluto di un grandissimo amico, veramente fraterno, che ci ascolta dal lontano Brasile, sta momentaneamente lì per lavoro, perché è un noto artista internazionale. Veramente per me è un onore qui avere su Radio Napoli un suo saluto. Ve lo faccio ascoltare in diretta. Ciao caro Salvatore, ciao, sono Paolino Arcangio dal programma Il Castello delle Cerimonie, il boss delle cerimonie. Dal Brasile vorrei salutare la tua grande Radio Napoli, saluto a tutti i napoletani veramente con tanto affetto, e saluto la bella Napoli che è una bellissima città, e presto rientro in patria. In bocca al lupo a tutto e continua così. Ciao carissimo, salutami a tutti i ragazzi che amano il calcio, ok? Grande Salvatore, continua così. Ciao Napoli!
Ciao Paolino. Allora, Paolino Arcancio, noto artista italo-brasiliano, un imitatore favoloso di Eros Ramazzotti. Invito chiunque a andare su YouTube o sulla sua pagina ufficiale Facebook di Paolino Arcancio, nelle sue presentazioni in prima serata in TV, nel primo canale ufficiale della TV brasiliana. E invece qui in Italia lavora tuttora con Real Time sul programma del boss delle cerimonie. Quando vedete quella prestazione della brasiliana, quando ci sono gli inviti alle feste, c'è lui che a fianco di questa brasiliana canta e si esibisce, la presenta e manda avanti tutta la serata. Grazie mille Paolino dal Brasile. Adesso andiamo di corsa ad ascoltare l'ultimo brano in programma, perché anche questo pomeriggio subito è volato via. Ricordo che a breve, a partire dal 9 giugno, mancano solo 3 giorni, diventeremo canale ufficiale di Spreaker.com web radio. Passeremo a livello pro. Ci hanno dato il consenso per la radio professionale, quindi saremo in diretta per quanto tempo noi lo desideriamo. Finiremo noi, invece adesso abbiamo un limite massimo di registrazione di 45 minuti. Andiamo di corsa ad ascoltare adesso l'ultimo brano in programma. Andiamo ad ascoltare dalla voce di Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Gigi Finizio e dalla partecipazione del mitico Lucio Dalla. Andiamo ad ascoltare Napola. Partetta una forma netta una ca. Fui una festa e per fuori balcone, non sa che bandiera per tutta la città. Ma Saniella portai in un babà, ma Regina voleva mangiare. Approfitto su questo brano di Gigi D'Alessio, Gigi Finizio, Lucio Dalla e Sal Da Vinci, che ci appena collegate in diretta. Poi sentirà il podcast, appena metterò il link dopo in descrizione. Ci raggiunge in diretta l'amica Maria Annunziante, che ci ascolta da Napoli Centro, zona Vasto, che ama molto le canzoni di Gigi D'Alessio. Tutta per te Maria Annunziante, un abbraccio. Poi approfitto sul finale, così vi faccio ascoltare il resto della trasmissione, il resto della canzone. Voglio salutare e ringraziare a tutti coloro e a tutti gli amici che ci hanno ascoltato in diretta anche questo pomeriggio sabato 6 giugno 2020, e un ringraziamento in particolare va anche a chi quotidianamente si va a riascoltare il programma ascoltandolo dai nostri podcast che stanno lì in descrizione. Ringrazio tutti perché siete in tantissimi, non posso farla ad uno. Vi auguro una piacevole serata, un buon sabato sera a tutti. Un saluto a Gaetano che sicuramente si riascolterà il programma appena tornerà a casa. Un abbraccio a Lucia Donatellis che ogni sera appena finisce di lavorare dal tragitto di casa si fa compagnia ascoltando la nostra web radio. Ricordo sempre di andare sulla pagina Facebook e mettere mi piace alla nostra web radio, Radio Napoli, cuore rosso con la scritta buongiorno, all'interno disegnato il Golfo di Napoli e il logo del Calcio Napoli come immagine del profilo. Un abbraccio, un ringraziamento a tutti da Salvatore Alvino. Vi rimango con Gigi D'Alessio su Napoli. Chi tu principi, chi tu muore.